Domenica 7 dicembre, 13ª di campionato, giochiamo con il Pedemonte sul loro campo. Portiamo a casa l'ennesimo pareggio che non ci soddisfa, ma abbiamo rischiato di perderla, abbiamo rischiato anche di vincerla per un grandissimo regalo che l'arbitro ci ha fatto al 45esimo della ripresa. Sarebbe stato troppo portare a casa i 3 punti e abbiamo restituito il regalo. Nella distinta non è indicato il nome dei componenti della terna arbitrale, non posso quindi dirveli e forse è meglio così. Prima della partita un altro minuto di silenzio per un motivo che non conosco e poi dopo il fischio dell'arbitro la partita comincia. Primo tempo batte il Pedemonte. A inizio tempo ci sono state diverse azioni del Santa Lucia verso la porta del Pedemonte, azioni non sempre incisive che non hanno minimamente preoccupato la difesa, ne hanno creato pericoli per il portiere. Tutti su, insieme. L'unico vantaggio che ci ha dato questa pressione continua è stata una serie infinita di rimesse da calcio d'angolo che non abbiamo saputo adeguatamente sfruttare. Vediamoci la prima e adesso la seconda. I tiri di Salvagno sono sempre stati ribattuti dalla difesa. Su questa azione Fornales salva sulla linea il colpo di testa di Varano. Madonna! E anche questo bel traversone di Varano si perde a fondo campo. Continuano i calcio d'angolo, qui vediamo il terzo. E adesso vediamo il quarto, il colpo di testa di Badia non c'entra la porta. Dobbiamo aspettare il 17esimo per vedere la prima azione del Pedemonte che è fermata con fuorigioco. E riprendiamo ad attaccare, bella discesa di Pasini che la mette per Ziviani, che la mette al centro. Ceradini anticipa Badia e la mette a fondo campo. Madonna buona! E siamo a 5 calcio d'angoli, stavolta la palla si alza verso Badia che contrastato non riesce a colpirla. Adesso non è un calcio d'angolo, è una punizione di Varano. Badia la sfiora, poi i difensori la mettono fuori sfiorando l'autogol. E siamo al sesto calcio d'angolo battuto da Varano. La palla attraversa tutta l'area, si perde a fondo campo. Madonna buona! Seconda azione del Pedemonte al 25esimo. Adrighetti centra dalla sinistra del campo, Nardi respinge corto e Rizzi mette fuori. E poco dopo è ancora Pedemonte, vediamo questo tiro alla viva al parroco di Ceradini. E riprendono gli attacchi del Santa Lucia, fiero per Ziviani che la mette per Nardi, controlla male e l'azione sfuma. Al 31esimo il Pedemonte si rende pericoloso con questa discesa, il tiro di Caia sfiora il palo alla sinistra della porta di Peritone. Ancora Santa Lucia, Varano per Ziviani che dalla sinistra del campo si libera di un difensore e centra, Gottardi respinge, Nardi colpisce male, Badia tenta di girarla ma è sopra la traversa. Ci sono delle proteste, l'arbitro si avvia verso la panchina del Pedemonte e espelle l'allenatore. E azione pericolosa del Pedemonte al 41esimo, lungo lancio, testa di Rizzi per Sandrini che centra sulla respinta, Quaggiotto la mette per Rizzi che la mette fuori di un soffio. Siamo alla fine del tempo, c'è questo passaggio di Peritore per Ziviani che viene atterrato in questa maniera e Malconcio dovrà lasciare.
sicuramente da sostituire. Cinema! Sulla successiva punizione di Varano c'è questo batti e ribatti di testa fra i difensori, l'azione sfuma. E vediamoci anche l'ultima azione del Pedemonte, il tiro di Rizzi e un passaggio al portiere. E sulla rimessa di Peritore l'arbitro chiude questo primo tempo abbastanza equilibrato, tutto è rimandato al secondo. Prima dell'inizio del secondo tempo Ziviani viene sostituito da Riva e col fischio dell'arbitro comincia il secondo tempo la battuta del Santa Lucia. Il Pedemonte parte attaccando, Caia riceve questo lungo lancio, si beve Salvagno e Peritore, Viola salva sulla linea di porta, poi respinge il suo tiro e Salvagno spazza. Ed è ancora il Pedemonte ad essere pericoloso, lungo lancio del Santa Lucia e sulla ripartenza viene lanciato il solito Caia, attorniato da un nuvolo di difensori, riesce a metterla per Rizzi che tira, Peritore respinge. Sul proseguo Rizzi recupera, la mette per Sandrini che centra, testa di Accordini e palla fuori di un soffio. Punizione di Salvagno, la difesa intercetta, poi recupera evitando il calcio d'angolo. Azione di Pasini sulla destra del campo, qualche scambio, poi uno slalom fra i difensori, riesce a metterla per Nardi che colpisce male e la alza sulla traversa. Prima sostituzione Pedemonte, qua Giotto lascia il posto a Cristanelli. Azione complessa del Santa Lucia con bel centro di Pasini verso la porta, Gottardi si invola, neutralizza Riva e Fiero. Adesso è Sandrini ad essere lanciato sulla sinistra del campo, la mette per Cristanelli, il suo tiro è potente ma esce a lato. E nuovo cambio nel Santa Lucia, Viola lascia il posto a Benfatti. E nuova discesa del Santa Lucia, Varano sulla destra del campo la mette per Badia, gran tiro che esce a lato della porta di Gottardi. Lungo traversone di Nardi per Riva che fa uno strano passaggio per Fiero, riesce a recuperarla e tirare, Rainero mette fuori. Altro calcio d'angolo battuto da Salvagno, dopo varie battute la palla ritorna a Salvagno che tira, la palla è di nuovo fuori. Prima della battuta del calcio d'angolo Sandrini lascia il posto ad Hafner e Fornale lascia il posto a Ceretta. Nel Santa Lucia è Badia a lasciare il posto ad Ambrosio. Ed eccoci all'ennesimo calcio d'angolo di Salvagno. Sulla rimessa Salvagno recupera, poi il suo tiro e un passaggio al portiere. E nuova discesa solitaria di Caia verso la nostra porta, stavolta è Peritore a mettere fuori il suo tiro. Nuova sostituzione nel Pedemonte e anche nel Santa Lucia. Entra Olivieri che prende il posto di Peritore. Siamo ormai al 41esimo, su questo calcio d'angolo il colpo di testa di Cristanelli esce a lato. Ultima sostituzione Santa Lucia, esce Fiero, entra Pulbere. E buona occasione anche per il Santa Lucia, Pasini combatte, scambia con Nardi e tira. Gottardi respinge e la difesa spazza. Rimessa Santa Lucia, vari tiri e ribattute e tiro finale di Salvagno che si perde sul fondo. Ultimi minuti di recupero e episodio clou della giornata. Ambrosio serve Varano che si lancia sulla destra del campo, viene atterrato,
c'è una punizione dal limite. Batte Varano, la palla si stampa sul volto di Lonardi, ma l'arbitro decreta un rigore. Tra le proteste della tifoseria, Olivieri si prepara a battere, ma si sente la voce di un tifoso fare un'invocazione. L'invocazione viene ascoltata, la palla colpisce l'esterno della rete e il vantaggio finisce nelle nuvole. Ci resta il rammarico per i 2 punti persi, ma tutto sommato per quel che si è visto è giusto così.